Adesso lascerò la parola a colei che vi accompagnerà durante tutta questa serata, però vi do il benvenuto da parte di Miss Riviera del Brenta e da parte del comune di Stra. Poi incontreremo il padrone di casa, i suoi fidati scudieri e poi conosceremo tutti quanti. Sono pronta. Ecco, la voce misteriosa. Voce misteriosa. Quindi, non fraintendiamo. Sei pronta a parlare? Eccola, perché ho già sentito il... Io non ci vedo, ma ci sento. Allora, qui signora voce maliziana, no? Maliziana. Allora, amica, bellissima, professionista, una giornalista, cos'è che possiamo dire? Ha una sua trasmissione su Radio Wellness, ascoltatela tutte le mattine perché vi parla di salute nel suo spazio radio, insomma fa di tutto e di più. Conosciamola, è davvero un onore avere con noi questa signorina del microfono, diciamo così, dell'etere. Signore e signori, Chiara Perale! Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti in questa meravigliosa Villa Loredan che ospita quest'anno Miss Riviera del Brenta 2024, la grande finale! Facciamo un applauso a questo meraviglioso pubblico, ma soprattutto alla voce che mi ha introdotto, grazie anche per la signorina, soprattutto il nostro Renato Trincanato. Lui è l'organizzatore, il fondatore di questo meraviglioso concorso che lo ripetiamo ogni anno, insomma è nato con un importante scopo, quello di far conoscere la bellezza delle nostre ragazze, ma soprattutto di far conoscere la bellezza del nostro territorio. E quindi io farei ancora un grandissimo applauso a tutto lo staff di Miss Riviera del Brenta perché è un lavoro sempre più difficile, ma con grandissimo orgoglio. Io questa sera sono qui e anche, devo dire la verità, nonostante sia qualche anno che collaboriamo, però ancora con una grande emozione. Quindi grazie ancora Renato e grazie a tutto il nostro staff. Ovviamente qui ci troviamo in una delle location più belle della Riviera del Brenta. Siamo in Villa Loredan, una appunto delle perle che sono incastonate proprio in questo territorio che grazie anche a questo concorso noi facciamo conoscere, ma questo territorio è invidiato, se vogliamo, anche un po' da tutto il mondo, anche per l'arte calzaturiera, ma per le numerose ville storiche che abbiamo e appunto sono un grandissimo vanto che noi portiamo in tutto il mondo. E questa sera avremo queste bellissime ragazze del nostro territorio, hanno fatto un lungo percorso, sono arrivate finalmente al gran finale e quindi assisteremo a uno spettacolo unico perché avremo la bellezza, avremo l'arte, avremo un vero e proprio show. E allora io direi di iniziare subito con la presentazione di colei che questa sera lascerà la corona, perché è stato un anno sicuramente molto intenso, molto ricco, molto emozionante per lei, e quindi io vorrei un grande applauso per la nostra Miss Riviera del Brenta in carica ancora per qualche ora, Aurora Costa. Del Brenta 2023. Aurora, allora intanto ti chiedo
la tua emozione questa sera anche a lasciare, no? Un po' a lasciare il testimone alla prossima Miss Riviera del Brenta e poi anche come è andato quest'anno. Cosa hai fatto? Cosa hai combinato di bello? La fascia della ragazza, mi auguro le stesse emozioni che ho vissuto in questo anno. Assolutamente, buona fortuna a tutte e grazie ovviamente per essere qui questa sera. So che devi fare un'altra entrata? Ah, ok. E allora, Andrea, un po' di base, un po' di musica così ci scaldiamo un po', rompiamo anche un po' il ghiaccio, la tensione di queste ragazze, sono tutte emozionatissime, ve lo dico, quindi ha bisogno del vostro sostegno. Anche un po' di musica, vai, che ci sta. E allora la rivediamo, Aurora! Ovviamente anche la bandiera di Miss Riviera del Brenta insieme a tutte le nostre finaliste. Grazie ragazze, facciamo ancora un grande applauso alle nostre finaliste di Miss Riviera del Brenta 2024. Ragazze, adesso concentrate, divertiamoci, su con i sorrisi, so che Renato ve lo dice sempre, ovviamente in bocca al lupo, ma comunque ognuna di voi ha vinto lo stesso. Siete arrivate qui, avete fatto un percorso bellissimo e quindi siete già vincitrici. Quindi in bocca al lupo ragazze, andate pure a cambiarvi. Sono emozionatissime. E allora noi salutiamo per il momento le nostre miss che vanno a prepararsi e io ovviamente vado a salutare anche tutta la nostra squadra di lavoro, in particolare i nostri fotografi Marco Monetti, Paolo Punese, Ale e Gio. Ragazzi, io non vi vedo perché ho visto. Marco deve essere lì comunque nei paraggi, lì dietro. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche i nostri amici di GD Ferro Team, Mario Bonesi, la nostra Giulia Orbinati, la nostra Bea e tutti gli amici che ci stanno seguendo anche in diretta su Facebook. Quindi ciao a tutti, mi raccomando, non cambiate, ci siamo qui fino alle 2 della mattina. No, scherzo, non vi preoccupate. Però sarà una serata sicuramente molto emozionante da non perdere. No, ovviamente io ho prenotato la vita fino alle 3. Vabbè, allora Quindi non c'è problema. posso rimanere anch'io qui? Assolutamente sì. Bene. Io vi faccio qui di fronte alla nostra giuria perché, cara giuria, avete un impegno molto importante questa sera, perché Miss Riviera del Brenta 2024, come dicevamo, sarà portatrice anche della bellezza del nostro territorio, quindi anche colei che vincerà questo titolo avrà, come dire, degli appuntamenti importanti. Già da subito possiamo dire la verità, perché già li mettiamo al lavoro, la metteremo al lavoro. Quindi io vado subito a presentarvi la nostra giuria. Si può avere sempre un po' di musichetta sottofondo? Un pochino. Il nostro Danzatti, il nostro DJ. Sì, dai, così almeno stemperiamo. Io sento questa tensione delle ragazze, forse la sento anch'io proprio addosso. E allora do il benvenuto a Alice Angelona, consigliera comunale di Stra con delega al commercio. Buonasera, buonasera. Se vogliamo magari alzarci così ci facciamo vedere anche al nostro pubblico. Grazie mille veramente per essere questa sera qui nella nostra giuria. Do il benvenuto anche a Marco Garbi, chitarrista, cantante, autore e songwriter veneziano, nonché modello e attore di varie serie TV. Grazie per essere con noi. E
Do il benvenuto anche a Sara Zanferrari, giornalista corrispondente del Gazzettino. Sara, ben arrivata. Che scrive sempre molto bene, devo dire, di noi. Un benvenuto anche ad Antonella Malvestio, co-titolare dell'agenzia Pixel Viaggi di Gatta di Vigo Novo. Ah, ci sei tu? Ah, infatti l'ho visto, l'ho detto, ma cambio di programma. Non importa, non importa. Allora è Federico Artellato, esatto, perché sì. L'avevo visto, però ho detto magari. ci hanno chiamato che Antonella ancora, purtroppo essendo agente di viaggio, è ancora impegnata nel pullman con i turisti. Ah, e quindi bene. lasciamola là. Federico, Ci raggiungerà. Ci raggiungerà, però intanto questa sera ci sei tu e spero insomma che sia un piacere rivederci e questa è sicuramente una bellissima collaborazione, perché parlando di viaggi insomma, anche nel nostro territorio ci sono delle località meravigliose da scoprire. E poi continuiamo con Roberta Vianello, la nostra consigliera della Giunta della Regione Veneto. Roberta, è sempre un grande piacere ritrovarti. Grazie mille Roberta. Katia Bonetto, titolare della fioreria Villa Katia di Campagna Lucchia. Anche qui potremmo dire un nome storico, un nome che ci accompagna da tantissimo tempo, quindi grazie per essere presente anche in questa serata così speciale. Chiara Smaltino, titolare del negozio Le Marie, giusto? Le Marie di Stra. Buonasera, grazie per essere con noi. Do un bentornato, anche se non ti vedo, ma ti ho riconosciuto, a Enrico Moressa, personal trainer, massaggiatore sportivo, educatore per il benessere e la salute. Tutto bene? Se non stai bene tu? E poi ancora do il benvenuto ad Elena Bumbach. Eccola qui Elena, esperta freelance con oltre 10 anni di esperienza nel settore Lash & Brow, rappresentante dell'associazione internazionale delle brow artist in Italia, con la tecnica e formatrice anche del marchio Elan. Quindi grazie per essere con noi, insomma parliamo di bellezza e quindi giustamente abbiamo anche una rappresentante di questo. I Dulcis in fondo, li ho detti tutti ma manca uno, l'ho lasciato proprio per l'ultimo, perché è un grandissimo onore per noi avere qui un'istituzione, potremmo dire, di Venezia, del carnevale, ma non solo, dello spettacolo, della tradizione, dello show. Signore e signori, è un grandissimo piacere avere qui con noi questa sera il principe Maurice. Io vorrei una standing ovation per lui. Cantante, regista di eventi spettacolari. Vorrei una standing ovation per il principe Maurice, da 29 anni. È organizzatore del meraviglioso Venezia. Ovviamente insomma ci vedono tutto il mondo e ci vedono anche il nostro principe Maurice, quindi è veramente un onore averti qui questa sera, grazie. Allora, le presentazioni della giuria le abbiamo fatte, quindi ovviamente il compito della giuria questa sera sarà quello di nominare la più bella delle belle di questa sera, ma anche di quest'anno, quindi Miss Riviera del Brenta 2024, 2 uscite, la prima in body, la seconda in abito elegante e quindi poi scopriremo chi sarà quest'anno Miss Riviera del Brenta 2024. Allora, io ringrazio anche, prima di iniziare, prima di entrare nel vivo della serata, ringrazio anche l'associazione Crossroad e il comune di Stra, ovviamente con cura importantissima del sindaco Andrea Salmaso, il vice sindaco Roberto Guzzonato e la consigliera Alice Angelono per questo grande impegno, questa collaborazione importantissima che ci ha permesso di poter realizzare al meglio l'evento. Quindi grazie, davvero è fondamentale l'aiuto e il sostegno del comune. Facciamo un applauso davvero al comune perché Renato sappiamo quanto è difficile realizzare questi eventi ed è importante avere un appoggio da parte proprio del comune. Come l'appoggio fondamentale è quello degli ospiti. Faccio una carrellata velocissima, poi avremo modo di parlarne meglio, quindi grazie a Dental Team, Pixel Viaggi, Fioreria Villa Katia, Butterfly by Anna, Centro Fisioterapico PR, il Baule Shopping Center, Speed Logistic, M Carburanti, Autofficina MJ, Veneta Flex, Idea Sposa by Miriam, posso dire, quest'abito l'hanno realizzato Miriam e Susanna
per me questa sera. Io vorrei un grandissimo applauso perché è un'emozione che ho fatto che merita veramente questo applauso e il lavoro di queste mani d'oro. Ringrazio anche Dance and Activity, poi avremo un momento proprio dedicato a loro, gioielleria GPO, Tecno Tire, carrozzeria Daniel Tamiazzo, salone di Anna, Le Papillon, Maniclo Abbigliamento, Farmacia Concordia Campagna Luppia, Panificio Fratelli Moro, Al Bazar, Centro Veterinario Riviera di Camponogara e gioielleria Monte Carlo. Grazie aziende e di questi partner che hanno permesso ovviamente la buona riuscita di questa serata. Diamo spazio alle ragazze, ringraziamo tutti i commercianti di Stra per la sesta fashion palio, per le signore Sonia e Maria Grazia per i meravigliosi, e poi lo spoileriamo, la sposa vintage che avremo modo di vedere poi nella seconda parte della serata. Bene, adesso io mi taccio, lascio però parlare la bellezza delle nostre ragazze, quindi lascio proprio anche lo spazio della passerella per iniziare con l'uscita i podi da gara, dalla numero 1. Elisa Carischiato. Elisa, 18 anni, viene da Casier e il suo sogno nel cassetto è quello di diventare medico in chirurgia pediatrica. Facciamo un applauso per Elisa Carischiato. Continuiamo con 2, Chiara Petrin. Castelfranco Veneto e il suo sogno nel cassetto è quello di continuare con la danza, la moda e crescere professionalmente. Grazie Chiara Petrin, la numero 2. E continuiamo con la numero 3, lei è Giulia Marzurana. Giulia, 17 anni, viene da Pianiga. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una psicologa dedicata a promuovere il benessere mentale e l'autostima delle persone, contribuendo così a costruire una comunità più empatica e solidale. Grazie anche a Giulia Martorana. E continuiamo con la numero 4, Vanessa Galli.
Aurora 16 anni, viene da Pianiga e il suo sogno è diventare ballerina. Numero 5, Aurora Boldrini. Torniamo con la numero 6, Vanessa Brugnaro. Vanessa, 22 anni, viene da San Giorgio delle Vergini. Il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare come modella e intraprendere una carriera nel mondo della moda. Era la numero 6, Vanessa Brugnaro. Andiamo avanti con la numero 7, Alessia Sevenzato. Alessia, 24 anni, viene da Venezia. Lei dice che vuole riuscire a realizzarsi con tutti i suoi ideali. Dopo magari scopriremo, capiremo meglio quali sono i suoi ideali. Era la numero 7, Alessia Sevenzato. Andiamo avanti con la numero 8, Chiara Dori. Sentite quando vi parlo? Anni, viene da Venezia e lei vuole viaggiare il mondo e conoscere realtà differenti. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Grazie anche a Chiara Dori con il numero 8. Ed è pronta la numero 9, Alessandra Delfino Tavolo. We're soaring on top of the world. Alessandra Dangerous times don't fly too high. il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una fotomodella. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Chiara Alessandra Delfino Tavolo con il numero 9. E lascia spazio ora alla numero 10, Sara Petrini. Sara, 19 anni, viene da Gazzo Padovano e le piacerebbe un giorno fare la modella, ma il suo sogno più grande è quello di diventare professoressa di lettere.
numero 11, Alessia Udorovic. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Alessia 19 da Carriera. Adesso sono in aspetto con grazie Alessia e andiamo avanti con la numero 12, Giulia Ballana. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Giulia 18 anni, Keep the sky on your mind. lei vorrebbe diventare una modella di fama mondiale. Grazie anche a Giulia Ballani con il numero 12. È prontissima la numero 13, Claudia Callegaro. A 17 anni viene da Campagna Nubia e vorrebbe diventare una criminologa. Grazie a Claudia Callegaro e ora andiamo avanti con la numero 14, Erika Grigio. Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Erika, 19 anni, viene da Padova, vorrebbe avviare una carriera di modella. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. La numero 14, Erika Grigio. Forever if you keep it tight. Andiamo avanti con la numero 15, Carlotta Zegna. Carlotta, 16 anni, viene da Camponogara e lei piacerebbe sfidare per brand importanti. Grazie anche a Carlotta Zegna con il numero 15. Ed ora arriva la numero 16, Camilla Bosato. Camilla, 16 anni, viene da Milano. Il suo sogno nel cassetto è quello di raggiungere i suoi obiettivi, come per esempio avere un buon lavoro e grazie a Camilla ed ora arriva la numero 17, Alessia Mattei. Alessia, 15 anni, viene da Massa di Sago.
Fin da piccola il suo sogno era quello di essere una modella e di sfilare per importanti brand. Il secondo sogno, che è quello di realizzare da grande, quello di diventare una logopedista, quindi tra la moda, logopedia, vediamo come si riuscirà questo connubio. E lei è la numero 17, Alessia Mattei. Continuiamo con la numero 18, Irene Renosto. Irene ha 20 anni, viene da Venezia, anche a lei piacerebbe lavorare nel mondo della moda, ma allo stesso tempo anche in quello del turismo. Grazie alla nostra numero 18 Irene Renosto. E andiamo avanti con la numero 19, Gioia Cavallari. Gioia ha 15 anni, viene da Personartico. E il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una modella. Gioia Cavallari, la numero 19. Andiamo avanti con la numero 20, Ilaria Scatto. Lei invece vorrebbe continuare nel settore degli eventi e della moda, ma aprire anche un salone di stylist, quindi vorrebbe diventare parrucchiera. Ed era la numero 20, Ilaria Scatto. Continuiamo con la numero 21, Giorgia Trevisan. Giorgia, 17 anni, viene a tornare sul Sile ed è titolare di un centro estetico. Giorgia Trevisan. E concludiamo con la numero 22, Carolina Lovison. Carolina, 19 anni, viene da Vicenza e vorrebbe diventare una psicologa per ragazzi. Dovrebbe affermarsi anche come consulente di immagine. Anche quello dei sogni ambiziosi, poi magari parleremo meglio anche con loro. Un applauso ancora per Carolina Lovison che chiude questa prima uscita con il body di Roda Gara. Tra pochissimo invece le vedremo in abito elegante, quindi ovviamente qui vedremo portamento, eleganza, insomma in tutta la loro beltà, caro Renato. Carole, allora adesso ti vedo particolarmente provato, Renato. Torniamo adesso alla concentrazione del nostro concorso, di questa bellissima finale, quindi continuiamo con la seconda e ultima uscita valida per questa finale ed è quella con l'abito elegante. Giuria è pronta? Tutti concentrati? Pubblico, ci siamo?
ci siamo. E allora io faccio di nuovo spazio per ricominciare, come sempre, dalla numero 1, Elisa Carestiato. Pediatrica, insomma è già una bella specializzazione. Ti piacciono i bambini, immagino, ma come mai questo? Cioè da cosa viene? Dalla famiglia, la mamma, il papà, o è una tua aspirazione? Il motivo principale in realtà è che ho seguito i bambini comunque costretti a stare per un periodo della loro vita in ospedale, fortunati, cosa che non sono stata io. Di conseguenza ambire a restituire un sorriso a questi bambini che non hanno avuto il privilegio che invece ho avuto io sarebbe per me l'aspirazione più grande a cui potrei ambire. Allora noi te lo auguriamo, sarà un percorso lungo ma ci sentiamo molto determinata. Grazie mille a Elisa Carestiato, grazie Elisa. E noi andiamo avanti con la numero 2, Chiara Petrin. Chiara, 24 anni, viene da Castelfranco Veneto. Ama la danza, ama la moda e vorrebbe crescere professionalmente. Cosa vorresti fare in particolare? Vorrei continuare a lavorare nel mio settore, sono impiegata in un'azienda farmaceutica. E come riusciamo a combinare la moda e la farmacia? Ci riusciamo? È un po' impegnativo, ma posso farlo. Assolutamente, non bisogna mai mettersi dei limiti, quindi in bocca al lupo. Ovviamente se questi sono i tuoi sogni noi ti auguriamo che possano esaudirsi. Grazie a Chiara Petrin. E andiamo avanti con la numero 3, Giulia Marturana. Vorrebbe diventare una psicologa, vero? Certo. Da quando è nata questa idea, questa passione, un po' anche per far star bene le persone, perché questo è un po' il tuo obiettivo? Allora è nata sin da quando ero piccola, perché mi è sempre piaciuto dare un sacco di consigli alle mie amiche, insomma, per stare bene, e quindi è proprio una cosa che vorrei fare da grande. Ok, quindi hai le idee chiare in questo? Certo. E la moda? Anche quella mi piace molto e adoro creare amore nel mio outfit alla perfezione, insomma. Quindi sono due cose che sono diverse ma mi piacciono entrambe tantissimo.
comunque anche tenersi, no? Avere anche un gusto che sia rappresentativo tuo, che sia unico, è importante anche questo, lo standing come si dice. Quindi complimenti, grazie, in bocca al lupo intanto per questa finale. Grazie a Giulia Martorana. Andiamo avanti con la numero 4, Vanessa Galli. Vanessa, 17 anni, viene da Ania. Vanessa invece vorrebbe diventare una modella, lavorare nel mondo della moda, vero? Allora, tu hai 17 anni, stai studiando, ma cosa pensi di fare? Quindi vuoi subito così catapultarti in questo mondo o magari hai bisogno anche di fare altro, cioè di pensarci ancora un pochino? No, io sono abbastanza decisa. Ok, dove ti piacerebbe sfilare? I brand sì, Per esempio? Qualsiasi, va bene tutto, dice, l'importante è che sia moda, ovviamente. Grazie, in bocca al lupo allora, Vanessa Galli. Andiamo avanti con la numero 5, Aurora Boldrin. Aurora ha 16 anni e viene da Pierica. Abbiamo una futura modella? Sì, si spera. Si spera, insomma questo è il tuo sogno nel cassetto. E adesso cosa fai nella vita? Studio, sono al quarto anno e studio chimica e biologia. Ah, cosa fai poi oltre allo studio? Hai degli hobby, dei sport? Faccio palestra. Ti piace? Sì, sì, sì. E la moda com'è arrivata? Mi ha sempre appassionata fin da piccola, poi anche grazie al concorso di studio del Brenta mi sono sempre appassionata di più e secondo me di coltivare questa mia passione. Noi te lo auguriamo, davvero. Grazie mille, bocca al lupo intanto per questa sera, grazie ad Aurora Boldrin. Continuiamo con la numero 6, Vanessa Brugnaro. Siamo di fronte, ce lo auguriamo ovviamente per te se è il tuo sogno, a una futura modella, vero? Mi sto mettendo d'impegno, facendo i corsi di bellezza, facendo le sfilate, vediamo. Come ti prepari a casa? Perché io mi ricordo, quando ero giovane una volta,
ricordi che c'è queste passerelle lì pensando di essere di fronte a un sacco di persone, fai anche tu così? Metto i tacchi in cucina davanti a mamma che mi guarda un po' perplessa, effettivamente. Sì, è così. Ma hai una modella alla quale tu ti sei un po' ispirato, che ti piace particolarmente? No, non ancora. Diciamo che per ispirazione da vari profili, stanno pensiero che vi dicendo, però non c'è ancora un modello specifico. Segui un po' il tuo carattere, la tua unicità. Sì. Bravissima, mi piace questo figlio. Brava, in bocca al lupo e ovviamente per questa sera speriamo che magari possa essere tu, chi lo sa, la nuova Miss Riviera del 30. Grazie a Vanessa Brugnano e andiamo avanti con la numero 7, Alessia Semenzato. Alessia 24 anni, viene da Venezia. Ci dice che vorrebbe riuscire a realizzarsi con tutti i suoi ideali. Quali sono i tuoi ideali, Alessia? I miei ideali sono che appunto frequentando 2 università contemporaneamente un gran lavoraccio, soprattutto se sono infermieristica e chimica, realizzarmi come infermiera ma anche come chimica, cioè utilizzare entrambe le specializzazioni per un unico scopo. Quindi, chimica e femministica. E la moda? Ogni tanto, un po' no. Quando c'ho tempo libero, capito, mi faccio una sfilata. Comunque, insomma, sei giovanissimo, quindi sicuramente hai tutto il futuro davanti. Ti stai laureando o ti sei già laureata? Mi sto laureando. Quanto manca? 2 anni per infermieristica che ho appena iniziato, appena concluso il primo anno, mentre per chimica si spera il più possibile. Allora noi te lo vogliamo, sarai qui la prossima infermiera chimica del territorio, insomma veramente complimenti perché questa passione per la moda che però ho visto che ti piace molto perché lo fai moda da un po' di tempo, però chi lo sa nella vita, mai dire mai. Facciamo un applauso, un grande bocca al lupo anche alla nostra Alessia. Grazie Alessia. È bello scoprire, conoscere un po', no? Perché ovviamente le vediamo solo nella loro bellezza estetica, ma come diceva giustamente anche Alice, sono anche molto intelligenti, con un sacco di sogni, quindi vogliamo anche conoscerle un po' meglio. Andiamo avanti quindi con la numero 8, Chiara Tori. Chiara, 19 anni, viene da Venezia. Meravigliosi che abbiamo nel mondo, ma lo diciamo prima perché Renato, giustamente noi anche come in Riviera del 30 abbiamo un sacco di località meravigliose qui anche nel nostro Veneto, però ovviamente gli aerei ci permettono di andare anche dall'altra parte del mondo. Ma lo vorresti fare così perché ti piace solo viaggiare o proprio anche per lavoro? Proprio per lavoro, perché per scoprire me stessa voglio prima scoprire ciò che mi circonda e quello che può darmi per esperienza personale, per accrescere. Quindi cosa vorresti fare? La guida? Non so ancora cosa voglio fare, voglio prima conoscere per capire cosa voglio fare della mia vita.
È giusto, prima conosciamo noi stessi, poi capiamo cosa possiamo dare agli altri. Grazie mille, in bocca al lupo intanto per questa finale a Chiara Lori, la numero 8. Ragionamento, devo dire, molto intelligente. Numero 9, andiamo avanti con Alessandra Lentino Stravolo. Ha 17 anni, viene da Piamica. Non ci sono dubbi perché Alessandra vorrebbe diventare una fotomodella. Tu ti sei ispirata a qualcuno, ti stai ispirando a qualcuno anche per prendere magari qualche nozione, così qualche piccolo spunto? Più che altro quando tipo ora che c'è la mostra del cinema e mi sto ispirando tanto a quelle foto, però questa idea l'ho venuta pensando ai concorsi qua. Sì, sento. Ti piacerebbe andare su red carpet, Chi lo sa, magari se diventi tu Miss Riviera del Brenta 2024, magari Renato li mandiamo anche su red carpet. In bocca al lupo quindi. Bella applauso anche per Alessandra Lentino Stravolo, la nostra numero 9. Continuiamo con la numero 10, Sara Feltrin. Sara, 19 anni, viene da Gazzo Padovano. Anche tu vorresti fare la modella, però in realtà vorresti anche diventare professoressa di lettere. Quali tra le due è più realizzabile? Professoressa di lettere. Ok, stai studiando per questo? Sì, sì. Quanto manca? Aspetta, sei giovanissima. Sono al primo anno dell'università. Come sta andando? Non si può dire. Come è andato il primo anno? Bene. È la tua? Sei convinta? Assolutamente. E la moda continuerà un po' a pari passo? Penso di sì, è comunque una mia passione, però al primo posto c'è sempre la scuola. E allora, in bocca al lupo anche a te Sara, grazie mille. Sara Feltrin con il numero 10. E andiamo avanti con la numero 11, Alessia Udorovic. Alessia ha 18 anni e viene da Marghera. Scusami, mi hanno un attimo così presa la sprovvista. Allora Alessia, 18 anni, vieni da Marghera, anche qui supermodella, ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe, ho iniziato tutto ciò per realizzare il sogno di mia mamma e ho sconfitto tra virgolette la mia paura Quindi grazie alla mamma, quindi è nato un po' da questo il tuo lancio. mi ha fatto superare un po' le mie paure. Grazie alla... Dov'è? Ma c'è la mamma. Brava la mamma. Perché questo insomma è anche un modo effettivamente, come giustamente tu Alessia, di superare le proprie paure. È un banco di prova molto insomma, importante, ci vuole molto coraggio. Grazie a lei mi sono portata e
vedremo se hai fatto bene, sicuramente hai fatto bene comunque perché sei arrivata fino a qui, quindi ancora un grande in bocca al lupo e in bocca al lupo ovviamente anche per i tuoi sogni. Grazie, grazie alla numero 11 Alessia Udorovic. Andiamo avanti con la numero 12 Giulia Ballan. Giulia 18 anni e viene da Pianiga. Giulia, anche a te piacerebbe diventare una modella? Cosa c'è? E sei senza voce. Anche il sindaco è senza voce, il sindaco ha parlato lo stesso, quindi non ci sono problemi. Allora Giulia, anche tu vorresti diventare una modella di fama mondiale, quindi non vogliamo metterci dei limiti, ma qual è la passerella che ti piacerebbe così calcare? Quella di Miss Universe. Ah, Miss Universo, beh, sicuramente è un bellissimo palcoscenico. Noi lo auguriamo, intanto iniziamo da qui, facciamo questi passettini, poi prendiamo un po' il volo. Ma intanto cosa fai nella vita? Lavoro come segretaria in un'azienda che fa serramenti. E come mai? Perché è capitato quello, perché volevi andare lì? No, perché mi piace comunque come lavoro e finché non raggiungo il mio obiettivo sto lì. Bravissima, questo è importante, avere comunque una base solida, un lavoro che di questi tempi è fondamentale, e però di pari passo puoi continuare a sognare e quindi ti vedremo, facci sapere se vai a Miss Universe. Grazie mille, facciamo un applauso a Giulia Ballan, la numero 12. E andiamo avanti con la numero 13, Claudia Callegaro. Claudia, 17 anni, viene da Campagna Lucchia. Abbiamo una Ris di Parma. Quanto hai guardato anche quelle serie, comunque quei telefilm? Li hai sicuramente guardati, no? Sì, molto, per questo ho questa passione. La futura criminologa, insomma, è iniziata anche un po' da lì. Allora, tu hai 17 anni, quindi stai ancora studiando, però questo è quello che vorresti fare da grande. Esatto. Quindi hai già le idee chiare su questo? Molto, cioè abbastanza, sono molto sicura di fare questo percorso. Benissimo, allora noi te lo auguriamo. La moda intanto comunque insomma può per il momento continuare. Sì, certo. Quanto è iniziata? Quando hai fatto la prima sfilata, lo ricordi? Forse col problema del vita. Hai capito, quindi Renato insomma in qualche modo ti ha tenuto a battesimo. Bene, ti ringrazio, in bocca al lupo, un applauso anche a Claudia Callegaro. Grazie Claudia. Continuiamo con la numero 14, Erika Grigio. Erika, 19 anni, viene da Padova. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. C'è un grande amore per la moda, perché anche la nostra Erika vorrebbe diventare una modella, vero?
Assolutamente, sento proprio che questo mondo appartiene a me, quindi vorrei tanto diventare ballerina. Hai 19 anni, ma tu cosa fai adesso nella vita? Allora, prima facevo la barista e l'assistente alla cultura della dentista e adesso completamente modella, visto che c'è stata su questo mondo, quindi spero un giorno. Noi te lo auguriamo davvero. Complimenti, in bocca al lupo, grazie a Erika Grigio, grazie Erika. Avanti con il numero 15, Carlotta Zegna. Carlotta 16 anni, viene dal Campo Nogara. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Carlotta piacerebbe molto sfilare per dei brand importanti, come per esempio chi? Tutti in realtà non ne ho uno in particolare. Me ne prego. Dior, Louis Vuitton e Gucci. Ma tu quali abiti indosseresti nella tua quotidianità? In realtà non lo so perché cioè è sempre elegante secondo me, però comunque con semplicità, senza esagerare. Bene, quindi forse magari Versace è un po' più eccentrico. Esatto. Ma per lavoro dici si fa anche quello. Esatto. E allora in bocca al lupo, grazie mille, grazie alla nostra Carlotta Zegna, la numero 15. Andiamo avanti con la numero 16, Camilla Busato. Camilla 16 anni, viene da Milano. Just as surprised as you. Is this really Insomma, hanno dei molto importanti, devo anche dire, insomma, quello di avere un buon lavoro, adesso ti chiederò quale magari, e anche una famiglia. Quindi tu hai 16 anni, sei giovanissima, vediamo se mi sai già dire che cosa ti piacerebbe fare nella vita. Allora, mi piacerebbe molto continuare questo percorso da modella e insomma vedremo come andrà. Ok? E poi una famiglia, quindi bambini immagino. Quanti bambini vorresti avere? Non esagererei. Ah, vabbè, ma puoi anche dire uno. Va bene. Bene, maschio o femmina? Maschio? Insomma, almeno su questo abbiamo già le idee chiare. Bene, grazie Camilla, in bocca al lupo non è tanto per questa sera. Grazie Camilla Busato, la numero 16. Non esagera, mi va numero 17, Alessia Mandrei. Alessia 15 anni, viene da Massanzago. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. Alessia, eccoci qui anche lei, giovanissima, 15 anni. Ha due sogni, vieni qua, mi nascondi dietro di te, no? Allora, due sogni, quello di diventare modella, quindi continuare il mondo della moda, ma anche mi piacerebbe diventare logopedista. Come mai? È molto particolare. Io vorrei diventare logopedista proprio perché mi piacciono tanto i bambini, quindi vorrei lavorare con loro, passare il tempo con loro e allo stesso tempo aiutarli.
insomma è importantissima tra l'altro questa figura professionale, quindi se non erro non ce ne sono tantissime, quindi potresti anche trovare lavoro molto facilmente, magari uno step dopo, però l'importante è che ti piace, che sia la tua passione. Però hai 15 anni, adesso cosa fai nella vita? Io adesso sono una studentessa, studio al liceo delle scienze umane e nel mio tempo libero sfilo e allo stesso tempo mi piace andare in palestra e fare sport. Benissimo, allora ti tieni attiva. Guarda, Enrico non lo conosci, ma magari lo conoscerai questa sera, insomma è esperto proprio di benessere, anche come fitness, e quindi insomma avete qualcosa in comune. Non volevo fare, come dire, però lo so perché è venuta così. Va bene, facciamo un applauso anche ad Alessia Matera, numero 17, anche perché se non Enrico si mette in galera, te lo dico. Quindi andiamo con la numero 18, Irene Renosto. Irene ha 20 anni, viene da Venezia. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Irene, allora Irene, che te vorresti lavorare nel mondo della moda, però anche quello del turismo. Riusciamo a mettere insieme queste due passioni, secondo te? Certo, io spero nel futuro di continuare a lavorare in questi due ambiti e perché no, lavorare nel mondo della moda, girando il mondo, scoprendo nuovi posti, culture, imparando meglio le lingue anche. Hai detto continuare perché vuol dire che già lavori nel mondo del turismo. Sì, io lavoro in agenzia di viaggi e faccio accompagnatrice turistica a Venezia. Ah, e quindi insomma fai conoscere la bellezza della nostra Venezia a tutti i turisti che arrivano da tutto il mondo, quindi complimenti. Grazie, in bocca al lupo per questa sera. Facciamo un applauso alla nostra Irene Renosto, numero 18. E andiamo avanti con la numero 19, Gioia Cavallari. Gioia a 15 anni viene dal Piazza d'Artico. Gioia è quello di diventare una modella. Esatto. È nato questo sogno, questo desiderio. Che ho deciso di fare questo concorso e mi è piaciuto veramente tanto perché è pensato. E pensi potrebbe essere questa la tua strada? E allora te lo auguriamo. Grazie, grazie mille, un applauso ancora per Gioia Cavallari, la numero 19. Ed ora arriva la numero 20, Ilaria Scatto. Viene da male. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ilaria vorrebbe anche lei continuare in questo settore, nel settore della moda, però in realtà vorresti anche diventare parrucchiera e avresti anche un salone tutto tuo. Sì. Da chi è arrivata questa passione? C'è qualcuno in famiglia già che ti ha tramandato un po'
questa passione per i capelli, per l'hairstyle? Forse un po' mia mamma quando ero piccola, ma ho sempre desiderato parrucchiera, ma da sempre. Stai già studiando per questo? Sì, Quindi quanto manca? Manca poco? un anno o 2. Ok, e poi subito imprenditrice, subito Che bello, mi piace questa decisione. Complimenti, bocca al lupo ovviamente, tanto bocca al lupo per questa sera. Grazie mille, grazie alla nostra Nadia Scaccio, la numero 20. Andiamo avanti con la numero 21, Giorgia Trevisan. Giorgia a 17 anni viene da casare sul Siga. Se vogliamo la bellezza nel DNA, perché vorresti diventare titolare di un centro estetico. Ciglia, mani, piedi, tutto. Ma cosa ti piace di più in particolare? Cioè una cosa? No, non c'è qualcosa che preferisco, infatti mi sono specializzata su tutto. Benissimo, e allora ti auguriamo che questo sia il tuo sogno cassetto che però possa diventare realtà. Grazie, grazie alla nostra Giorgia Trevisano, numero 21. E concludiamo con la numero 22, Carolina Lovison. Con 19 anni viene da Vicenza. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for Ronaldo, arriva qui la nostra Carolina che vorrebbe diventare psicologa per ragazzi, però anche diciamo avresti questa passione per l'immagine, quindi consulente d'immagine. Esatto, diciamo che queste due cose secondo me sono unite proprio dalla valorizzazione della persona. Quando una persona inizia a vestirsi valorizzandosi si sente meglio ed è esattamente quello che fa uno psicologo alla fine. È vero, hai ragione. Quindi da cosa inizierai? Qual è la tua prima aspirazione? Porterò avanti entrambe perché spero di entrare all'università a settembre e poi farò anche un corso di consulenza d'immagine. Noi ti auguriamo tutto quello che desideri, ovviamente che possa realizzarsi. Grazie mille, un applauso anche a Carolina Lovison. E allora adesso le nostre ragazze possono tirare un sospiro di sollievo perché le due uscite valide per questa finale le abbiamo viste, sono state fatte, adesso la nostra giuria ovviamente si riunisce per il verdetto finale, per andare a recuperare, raggruppare tutte le votazioni. Com'è andata giuria? Così chiedo un parere così, veloce, tutto bene? Bene, Roberta dice bene, il principe comunista dice bene, mi piace perché sono tutti coesi, l'importante è che siate d'accordo, altrimenti sarebbe un po' più complicato. Grazie alla nostra giuria ovviamente al lavoro che questa sera stanno facendo per questa finale di Miss Riviera del Brenta. Ok, adesso ci siamo, quindi signore e signori chiediamo ancora con un grande applauso a tutte le nostre finaliste di questa Miss Riviera del Brenta 2024. Prego ragazze! E ovviamente abbiamo la nostra meravigliosa Miss Riviera del Brenta 2023, la nostra Aurora che cederà questa sera la corona per la nuova Miss Riviera del Brenta 2024. Eccole le nostre ragazze, facciamo sentire l'applauso del nostro pubblico per voi. Tanto vi dico che tutte le fascine di questa sera, che saranno 6, riceveranno un libro sulla Riviera del Brenta in edizione limitata offerto dall'amministrazione di Stra.
Di, come dicevamo, non solo bellezza, la bellezza delle nostre ragazze, ma anche la bellezza, la cultura del nostro territorio, della nostra Riviera del Brenta, in particolare di Stra. Allora, tu sei emozionata perché ci sei già passata in questa fase. Allora, ragazze, ci siamo, non sbirciate, che vi vedo già con l'occhio lungo. Prima di tutto io chiamerei qui con me un grande talent scout, vi ha guardato molto bene questa sera, vi ha scrutato uno a uno ed è qui per darvi non 2 ma ben 3 fasce speciali, ovviamente a 3 ragazze che lui ha notato e ci dirà lui magari quali sono le caratteristiche che l'hanno colpito. Facciamo un applauso al talent scout Enrico Pegoraro! Direttamente da forma intera! Magari diventa io devo assolutamente dice no, io ringrazio il mio stilista personale, cioè sai che ormai sono arrivato anche allo stilista, io ringrazio Tommaso Ruffato di C'è anche lo stilista? No, pensi di ringraziare solo te, insomma. Ma io non avevo richiesto. Assolutamente. Mi ha fatto questo omaggio. Allora Enrico. Cara Chiara, innanzitutto quale buon vento? Ci vorrebbe un po' di vento così saremo più freschi anche durante il giorno, ma questo caldo continuo imperterrito. Vedo Renato che si sta sventolando, dolcemente sventolando, anzi io colgo l'occasione per ringraziare Renato Trincanato per ospitarmi per il secondo anno consecutivo. Continua questa collaborazione. Assolutamente, la Riviera del Brenta è meraviglioso. Allora, io sono qui quando rappresentante del concorso nazionale di Miss e Mister Europa. In questo caso abbiamo delle splendide Miss e dobbiamo selezionarle appunto per la finale del 27, 28, 29 di settembre che si disputerà al Lido Ardiano in provincia di Ferrara. Che le date? Così abbiamo dato anche le date, insomma. Ravenna, Gaggere. No, sono ancora a Formentera, pensa te, perché poi anche Chiara te le spara proprio, te le serve sul piatto. Vai. Allora io prendo il mio bollettino. Non abbiamo 2, non abbiamo 3. Ne abbiamo 2, c'è anche una terza. Ah, ok. Tu Chiara. Perché questa sera è tutta una sorpresa anche per me. Ci vorrebbero più sorprese in questo mondo, le sorprese aprono il cuore, aprono i sentimenti, ci fanno vivere delle emozioni importanti. Sì, emozioni importanti anche per queste ragazze che ho menzionato perché sono delle occasioni. Abbiamo sempre, perché i concorsi sono proprio questo, occasioni importanti per queste ragazze di farsi conoscere e tirare fuori anche dei lati che magari loro non conoscono e in qualche modo nel mondo della moda, nel mondo delle sfilate e dei concorsi di bellezza possono aiutare anche in questo. Assolutamente sì, sono delle esperienze, i concorsi sono dei giochi, è un grande gioco, noi regaliamo delle esperienze, poi insomma se c'è del talento ben venga, perché il mondo dello spettacolo, della moda, del cinema necessita ma di talento vero. Allora, e quindi le fasce so che le avevo sono già pronte, mi fai da valletta? Certo. Così? Adesso facciamo un caso alla fine per ridere. No, certo, anche perché facciamo. Sono 2 intanto, la terza è. La terza. La terza. C'è la terza. Allora, cosa partiamo? Vai. Sono uguali, ma io avrei il piacere, insomma, riesci a fasciarle? Le faccio io, sì. Sì, assolutamente sì. Allora, volevo premiare la Miss numero 1, Elisa. Guarda, vieni qua. Tranquilla Elisa, mi vedo emozionata. Eccoti qua, quindi te ne andrai direttamente a Ravenna con me il 27, il 28 e il 29 di settembre. Prego la passerella per te Elisa. Elisa è stata scelta per il suo viso molto telegenico. Se avete notato, ha un viso molto telegenico, è molto solare, secondo me ha un viso che buca lo schermo. Sicuramente per quei 3 giorni cancelli, perché adesso sei impegnata. Complimenti Elisa, meriti sicuramente. Grazie Elisa. Il pass. Passami. Il passo.
questa fascia. Naturalmente dopo aver premiato una ragazza col capello oro, veniamo dal numero 18, Irene Reynoso. Per Irene sicuramente un viso molto telegenico, ha un sorriso che Irene mi era scappata lo scorso anno, insomma l'ho recuperata quest'anno, insomma se lo merita perché ha un viso veramente molto telegenico. Complimenti Irene, poi faremo le foto di Nico. Ecco la terza fascia, questa è la terza fascia di color verde, se noti. Questa va data a una ragazza che naturalmente è sotto gli anni 18. In questo caso volevo proprio menzionare questa ragazza perché è da tanto tempo che la seguo, che partecipa a tantissimi concorsi. Quello che insegna questa ragazza è che comunque è importante partecipare, è importante mantenere il sorriso anche se a volte, sai, i concorsi possono darti qualche piccola delusione. Certo. È da più di un anno che noto questa ragazza e volevo proprio che Ilaria Scatto se lo merita tutto, perché comunque mantenere il sorriso nei concorsi di bellezza che alla fine sono dei giochi, Certo. quello che è il messaggio che deve sempre arrivare a chi partecipa a questo tipo di evento. Daria, te lo meriti, mi raccomando, il sorriso sempre perché comunque è l'arma vincente in qualsiasi campo della vita. Hai ragione. Enrico, Io ho finito il mio compito, torni a Formentera? torno a Formentera. Renato, ma nel frattempo abbiamo trovato la fidanzata per Chiara o è passato un anno? Il fidanzato per Chiara o è passato un altro anno senza trovare il fidanzato? Ma perché devo parlare di queste cose adesso? Perché Enrico? so che Renato ci teneva, insomma, a trovare il fidanzato. Insomma. Vabbè, ma io... Siamo addirittura d'arrivo. Lo dice lui, io ci credo. Ecco, allora facciamo che io vado verso Renato così consegno a lui il microfono. Grazie Clara, grazie ragazze, poi ci vediamo per le foto ufficiali. Grazie Renato, grazie dell'invito e buona continuazione. Grazie mille. Enrico Pegoraro! Grazie ragazzi, Enrico Pegorare. E adesso un battuto velocissimo. Vai. Ragazze, c'è un'altra bella occasione. Marco il presente di A Chi Vuoi. Ovviamente. Vuoi dirlo tu Marco? Aspetta, Marco dai. vieni Marco qui con me. Ok. Guardate quante sorprese. Eccoci. C'è la possibilità di partecipare a un evento alla Mostra del Cinema il giorno 2, lunedì, e entreranno gratis, proprio perché è un evento organizzato da 2 fotografi e un disegno, e quindi delle modelle comunque il concerto è super entrata, però per le modelle si entrano con me, dato il nome a me, entrano gratis. La Mostra del Cinema su questa e quindi c'è questa villa con piscina che ha 10 lunedì dalle prime ore del giornata fino al Davvero grazie mille per questa bellissima occasione. Ma chiedo, può venire anche la presentatrice? Allora, ultimo Aspetta, Renato, ringraziamento. ti Sì, stacca. vero. Ultimo ringraziamento lo voglio fare a mia figlia che in questo momento è alla Mostra del Cinema accanto forse a George Clooney, credo. Ma lasciamolo. Sì, si è fatta la foto anche con Angelina Jolie e quindi grazie a Chiara, ciao. Se ci vedi in diretta. E volevo ringraziare Alessia, di nuovo nostra nuova collaboratrice di quest'anno. Dove sei Alessia? In fondo, ciao Alessia. Adesso si è trasformata per l'occasione anche in fotografa. Giovanni,
il suo fidanzato, il nostro, ecco, e il nostro impareggiabile Luca. Vieni Luca. Grazie Luca, se non ci fossi tu, è vero. lui è i miei occhi. Bellissimo. No, lo faccio diventare matto, povero, ogni tanto, però è veramente bravo, bravo ragazzo, quello che ragazzi, chi lo vuole è in vendita. Ma Renato, Deve parlare con me, deve sistemarmi, eccetera. Era castagno. Io faccio il dottor Stranamore della Riviera Riveretta. Perfetto. Bene, adesso andiamo via con le premiazioni, ciao. Vai con il valzer. Allora, ragazzi, ci siamo. Un po' di musica di sottofondo, di giù. Allora, sesta classificata, Miss i commercianti di Stra. Chiamo qui Chiara Smaldino e Antonella Maldestio per premiare Miss i commercianti di Stra, e ringraziamo ancora la grandissima partecipazione dei commercianti, perché insomma è qua, eccola qui, arriva. In sesta classificata Miss i commercianti di Stra riceve un buono di 100 euro offerto dai commercianti di Stra, un kit da viaggio offerto dall'agenzia Pixel Viaggi di Galte di Vigonovo, un shooting personale offerto da Marco e uno da Paolo, e un mazzo di fiori offerto da Villa Katia. Sesta classifica, Miss i commercianti di Stra 2024 è... Venite pure qua in centro, signore me, sì certo, che così premiamo. Miss i commercianti di Stra 2024 è la numero 21, Giorgia Trevisan. Continuiamo ragazzi con la quinta classificata, Miss Fotogenia 2024, a premiare Marco Monetti e Paolo Mulese. Chi fa le foto? Allora, Miss Fotogenia 2024 riceve un gioiello offerto da Bazar di Campagnaluppia, prodotti di bellezza offerti dai fotografi. Avete anche prodotti di bellezza, non sapevo. E poi tu, con la bava ciumaca. Vince poi uno shooting personale offerto da Marco e uno da Paolo, un mazzo di fiori offerto da Villa Katia. Quinta classificata, Miss Fotogenia 2024 è a numero 15, Carlotta Segna. Grazie Marco, grazie Paolo, e complimenti alla nostra Carlotta, Miss Fotogenia 2024. Ed ora continuiamo con la quarta classificata, Miss Sorriso, premiano Enrico Moressa e Elena Bumbach. Miss Sorriso riceve un'igiene orale più anche uno sbiancamento dentale offerto da Dental Team, un coupon gratuito di un mese presso Dance and Activity offerto da Veronica Volpato, uno shooting personale offerto da Marco e uno da Paolo, poi fiori e basta, giusto? Mancavano solo i fiori. Miss avevo finito la cartuccia, Renato. Miss Sorriso, ci siamo? Venite pure in centro ragazzi, così
Miss Sorriso 2024 è la numero 19, Gioia Cavallari. Grazie, complimenti, grazie ragazzi, grazie Gioia. Ed ora andiamo sul podio. Terzo posto ragazze, Miss Eleganza 2024, a premiare chiamo Sara Zanferrari e Katia Bonetto. Miss Eleganza ottiene un capo moda offerto dal Baule, un coupon gratuito di un mese presso Dance & Activity, un buono per un servizio trucco offerto da Elena Bumbach, un orologio unisex offerto da Gioielleria Montecarlo di Campagna Lubbia, uno shooting personale offerto da Marco e uno da Paolo, così non si litigano, e un mazzo di fiori offerto da Villa Katia. Allora, venite pure qui in mezzo, ovviamente grazie per il grande lavoro che avete fatto questa sera anche in giuria. Terza classificata, Miss Eleganza 2024 è la numero 6, Vanessa Brugnaro. Vanessa Brugnaro, grazie. Grazie ancora a Sara e a Katia, grazie mille. Ed ora, seconda classificata, Miss Serenissima 2024, a premiare chiamo Alice Angelone e Marco Gatti. Miss Serenissima riceve una bandiera di Venezia, una parura artigianale offerta da Butterfly by Anna, un buono da 50 euro offerto dai commercianti di Stra, 2 shooting personali offerti da Marco e da Paolo e un mazzo di fiori offerto da Villa Katia. Seconda classificata, Miss Serenissima 2024 è la numero 12, Giulia Vallanna. Grazie ancora Marco, grazie ad Alice, grazie a voi. Allora, siamo arrivati al verdetto finale. La nostra Aurora è pronta a lasciare la corona alla nuova Miss Riviera del Brenta 2024, che riceve un collier in oro bianco con diamante offerto da Jimmy O, un coupon gratuito di un mese presso Dance & Activity Villa Katia. A premiare la nuova Miss Riviera del Brenta 2024 chiamo qui il sindaco Andrea Salmaso, Maurizio Agosti, nostro
Principe Maurice, Roberta Vianello. Allora Costa. Maestro, un po' di musica, grazie. Prego, prego, Principe Maurice, Roberta. Tutti in mezzo per accogliere la nuova Miss Riviera del Brenta 2024. Ok, adesso è il momento di creare un po' di suspense. Ce l'abbiamo la musica da suspense? Miss Riviera del Brenta 2024 è la numero 14, Erika Grigio! E allora consegniamo il testimone a Erika Grigio, la nostra nuova Miss Riviera del Brenta 2024. Tutta la nostra giuria, grazie per aver partecipato. Io saluto tutti gli amici di GD Ferro Team, tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Facciamo, che cosa devo fare, Giulia? Ah, io? Aspetta, io devo venire avanti? Ci vediamo. Amici, un applauso a Chiara Penale! Sì, faccio fare un applauso, abbiamo finito! Abbiamo un lungo percorso meraviglioso di Miss Riviera del Brenta, è stato un grande piacere, un onore anche quest'anno, far da portavoce a questo progetto così importante per il nostro territorio. Abbiamo conosciuto delle ragazze stupende e quindi ben vengano questi eventi, ben venga quella che è la promozione del nostro territorio anche per la progetto di queste ragazze. Amici di GD Ferro Team, potremmo dire che la Villa Loredan è tutto, quasi tutto. Grazie Renato, grazie mille davvero, grazie al pubblico.
Amici di Ferro Team, è finita l'ennesima finale di questa stagione, Giulia. Esattamente, abbiamo finito. Io direi di partire subitissimo dalla prima fasciata per Miss Riviera del Brenta, Miss I Commercianti di Stra 2024, che è Giorgia Trevisan. Cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Sogni, passioni, sogno nel cassetto, scheletri nell'armadio, hai mai ucciso numero un di pesce scarpe. rosso bollendolo con l'acqua, qualunque cosa. Succede, fidati che succede. Ho 17 anni, vengo da Casale e ho appena finito lo studio con la scuola di estetica e il mio sogno nel cassetto è di aprirmi un centro estetico, quindi spero si realizzi questa cosa qui. Perfetto, prendiamo un numero che poi così noi ogni concorso prendiamo il numero di quello che ci sarà. L'estetista siamo in carenza, quindi direi che va benissimo. Sei contenta di questa fascia? Contentissima, una bellissima esperienza e appunto da questo mi sono messa in gioco e sono contenta. Bene, noi siamo veramente molto contenti per te, speriamo di vederti in quest'anno appunto da fasciata, che tu possa fare più cose possibile e raggiungere i tuoi obiettivi al meglio e al prima possibile. Ma io direi, dato che il tempo c'è molto tiranno questa sera, che dover passare avanti subito alla prossima Miss, noi ti ringraziamo e ti congediamo. Miss Fotogenia 2024 è la nostra bellissima Carlotta. Buonasera. Esatto. Bene, Buonasera. ti conosciamo già, quindi tagliamo, mettiamo quella dell'anno scorso, Mario, a posto. No, rifare, ma veloce, tanto sai già tutto, non ti dobbiamo ripetere nulla. Ho 16 anni, vengo da Campo. Sì, come ti chiami? Grazie. Mi chiamo Carlotta Zegno, 16 anni, tra poco 17, si spera. Come si spera? Madonna! Studio al liceo delle scienze umane qua ad Olo e insomma nella vita vorrei fare tante cose. Va Sicuramente come rispondo sempre, diciamo, a una risposta un po' filosofica, è realizzarmi nella vita, quindi cioè vivere una vita dignitosa, avere un lavoro, un figlio, una macchina. Comunque. Ma sei sicura del figlio? Sì, figlio sicuro. Un cane, un gatto, fogli, Esatto. libri, auto, Sì, fogli di giornale. Bene, noi ti ringraziamo, Carlotta, Grazie a te, noi grazie a ti voi. conosciamo, ti straconosciamo, quindi ci vediamo la prossima volta con Miss Riviera del Brenta. Esatto. Grazie, arrivederci, ti congediamo. siamo qua qua, Miss Miss Serenissima 2024, che ha fatto capolino da dietro perché purtroppo è molto in ritardo perché deve andare a casa, che è appunto la nostra Giulia Ballan. La nostra Giulia Ballan, che noi Scusate, sono senza voce. Non ti preoccupare, Giulia, che lei comunque la conosciamo, la straconosciamo. Ci ridici un attimo in breve la tua vita per e dopo vedere noi ti quello che lasciamo è cambiato, congedare. giusto, per ti chiami ancora Sì, Giulia? No, ma magari, perché sai che ci sono quelli che poi anche si diplomano, cambiano università, cambiano indirizzo, non si sa mai. Prego. Io sono Giulia Ballan, ho 18 anni, vengo da Cazzago di Pianiga. Nella vita lavoro come segretaria in un'azienda che fa serramenti. Altro? Basta, perché comunque noi ti conosciamo. Giulia, noi ti facciamo le congratulazioni per questa fascia. Grazie. Perché sei stata bellissima e bravissima come sempre. E adesso noi ti congediamo perché sappiamo che comunque tu per impegni lavorativi devi andare via, ma noi ci rivedremo sicuramente nelle nostre telecamere. Sì, Va bene? spero, dai. Assolutamente. Ma sì. Assolutamente. Allora Giulia, noi ti salutiamo e ti Ciao. congediamo. Ciao. La lasciamo prendere. Il bello della diretta, un secondo, la valigia oppure va? Ce l'ha dentro, allora noi passiamo. Sorriso, Noi passiamo alla 2024. Ah, buonasera. Quando il tempo è tiranno dobbiamo fare le cose una dietro l'altra. Buonasera, autopresentati, vai. Mi chiamo Gioia Cavallari, ho 16 anni e vengo da Fiesto d'Artico. Cosa fai nella vita? Studio. Cosa studi? E faccio l'alberghiero. Non era convintissima No, di questo titolo di studio. No. Va detto, perché non sei convinta del tuo titolo di studio? Perché a settembre cambio classe, vado in sala bar, quindi sono un po'... Quindi vuoi diventare una barista tu in un futuro? No, è incerta sul futuro. È incerta Sto sul dicendo futuro. che è incerta. Allora facciamo così, il prossimo anno la rifacciamo, così magari nell'anno ci hai pensato e ti diamo un'altra risposta. Va bene. Perfetto, Molto sei bene. contenta per questa serata? Io vorrei salutare il fratello. Sì, Io vorrei fare un appunto e un salutare il applauso fratello. e un applauso perché tuo fratello si è collegato alla diretta, è stato in diretta tutto il tempo e ti ha lasciato pure la dedica, è stato dolcissimo e quindi io direi che la prossima volta dobbiamo anche comunque conoscere questo fratello che è stato così dolce e premuroso, Esatto. che nonostante tutto è stato presente per sua sorella a distanza, gli ha anche fatto recapitare un messaggio e posso dirti, questo è il bello di fare il nostro lavoro, perché ogni tanto qualche piccola lettera d'amore fraterna o appunto di un fidanzato
fidanzato o anche di un parente, riusciamo almeno a recapitarla per strappare un sorriso in una serata. Assolutamente sì, ma Giulia, io direi che possiamo Che la lasciare dobbiamo Gioia congedare e si subito. appropinqua Miss Eleganza 2024 qua dietro dalla nostra Però prima ne dobbiamo fare ma uscire. prima facciamo uscire Prima le altre facciamo uscire Miss Quindi Serenissima. Olè. Prego, Miss Eleganza, scenda dal gradino per E cortesia. con Miss Facciamo Eleganza basta. 2024 noi continuiamo le nostre interviste, che devo dirvelo è proprio una ragazza elegantissima, sembra veramente quasi un cigno del balletto con questo chignon, devo dirlo, lo ricorda tantissimo, va detto. mille. Ma ora presenta del nostro pubblico, tempo tiranno, dobbiamo fare veloci. Buonasera a tutti, sono Vanessa e sono molto contenta perché ho appena vinto la fascia di Miss Eleganza. Molto bene, nome e cognome, età, da dove vieni, cosa fai nella vita? Vai. Hai mai aspirato un cricetto con l'aspirapolvere e numero di scarpe? Interessante. Vero? Vai. Sono una studentessa di lettere moderne, ho 22 anni, sono di San Giorgio delle Pertiche. Olè, Venezia o saputo Padova? tutto. Padova. No, via, No. basta. È una Io studentessa Venezia. della Ca' Foscari veneziana. Io Venezia, Devi bene. capire che c'è un po' di dissenso, ma detto questo noi ti auguriamo ancora tantissimo in bocca al Grazie. lupo per questa tua vittoria, ti auguriamo di poter fare più cose possibile con Miss Riviera del Brenta e di viverti questo percorso a pieno, ma noi ora ti congediamo e passiamo alla prossima Miss. Grazie mille. E la prossima Miss È esattamente la nostra Miss, la Miss del Brenta, che la aiutiamo perché non sappiamo se con questo capolavoro lei di qua in sartoria riesce a tenere anche questo, grazie. Ricordiamo che Molto questo qua è un bene. capolavoro di sartoria, che domani sarà la regata storica Stoffe Rubelli realizzato a mano appunto per la Miss Riviera del Brenta, meraviglioso. Ciao. Buonasera. La conosciamo? Ma noi La annunciamo noi. Vai. E Miss Riviera Riviera del Brenta 2024 è Erika Grigio. Grazie, Senza grazie. fascia perché non Senza avevamo il fascia. tempo di metterla, perché appunto Però siamo in velocità. fidatevi di noi. È lei, lo giuriamo, non è lei, non è una prova, è lei. Come ti senti, Erika? Stranita. Stranita. Non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Per niente. Per nulla. Vincere soprattutto con le treccine. A me fa morire perché ogni volta che noi le chiediamo qualcosa lei ti risponde. Cioè, però invece sai cosa? Io invece fa sono morire. interessata da questo discorso. Perché? Perché devi di non vincere a causa delle treccine. Perché sono extension e vince la naturalezza. Cioè sì, naturalezza. Ma secondo te io sono naturale con questi capelli? Super, ti dono un sacco. quindi. No, sono tutti applicati a regola d'arte, tesoro. Sono contenta con le treccine. va Posso benissimo. dirti, allora, partendo dal presupposto che tu sei già stupenda e comunque noi sappiamo che tu hai un capello difficile, che tu hai un capello afro, è normale che tu comunque sapendo di dover disputare tante serate in poco tempo, un capello del genere è ingestibile, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, un capello riccio di questo tipo è una cosa molto impossibile da trattare, anche perché lei solo per riuscire a bagnarli sono 3/4 d'ora, quindi ha fatto la scelta di mettere queste treccine che secondo me le donano tantissimo. Grazie. E quindi non devi preoccuparti perché tu vuoi essere un pelo diverso. Molto bene Giulia, Grazie mille. benissima questa digressione sui bellissimi capelli di Erika, ma no, io perché non vorrei adesso che avesse fatto del no, commento giusto, in negativo. hai ho voluto ragione. Ma specificare. ora Erika, presentati al nostro pubblico perché sai benissimo che c'è chi si è iscritto tipo 30 secondi fa e non hai idea di chi tu sia. Vai. Ciao a tutti, mi chiamo Erika Grigio, ho 19 anni e vengo da Padova. Mi sono diplomata in audiovisivo e multimediale e ora faccio la modella. Olè, semplice, rapido, coinciso. Esatto. Contenta di aver vinto Miss Riviera del Brenta? Contentissima, i miei piedi un po' meno perché stanno morendo, ma sono contentissima. A chi dedichi la tua vittoria? La dedico alle persone che mi hanno sempre detto che merito e che mi hanno sempre guardata e ammirata in un certo senso, ma soprattutto al mio amoroso perché la macchina mi accompagna dappertutto. Bene, grazie, amoroso. E quindi noi ringraziamo il driver, chi è lì? Grazie, Permetti alla tua splendida donna di essere qua, ma noi ora ti congediamo anche perché i tuoi impegni partono già da domani mattina, quindi di andare a letto presto anche se è tardi. Esatto. Un pochino così. Quindi noi Erika ti congediamo e ci vediamo prossimamente con le novità di Miss Riviera del Brenta. Grazie mille. E amici di Ferro Team, io direi che noi non possiamo fare altro che concludere questa splendida finale con Miss Riviera del Brenta, che ha fatto anche quest'anno una serata bellissima in una villa incantevole appunto del nostro territorio. Esattamente, cara Giulia. E che altro dire? Che Ci altro troviamo fare? l'anno prossimo. Ci troviamo l'anno prossimo e forse chi lo sa, perché noi scopriremo tutto solo ed esclusivamente vivendolo. Quindi amici di Ferro Team, un bacio e ci vediamo a un prossimo video sempre qui sul nostro canale. Ciao!